Stefano è un papà molto dolce e anche forse esageratamente apprensivo verso suo figlio. Una famiglia molto unita, no? Possiamo Molto dire unita. esageratamente unita. Adesso io non voglio spoilerare molto, però c'è un tema anche molto attuale che deve affrontare, che è quello, insomma, di avere una moglie che in questo momento della sua vita ha un lavoro più importante del suo, diciamo, è socialmente più strutturata di lui, e questo, diciamo, per noi maschi, per come siamo stati educati, non è proprio una cosa semplice da affrontare. Quindi c'è anche questo tema molto contemporaneo in questo film, che appunto è quello di trovare anche un nuovo equilibrio nella coppia. Con tutto che Miriam non cerca di far pesare la sua posizione lavorativa, il suo problema forse è un po' il fatto che è una mamma che vuole a tutti i costi essere perfetta, che poi non si sa bene cosa voglia dire perfetta, ma lei segue manuali di psicologia, cerca di fare tutto giusto, esageratamente giusto, e quindi diventa un po' pressante, schiacciante anche sia per il marito, sia per la sorella e anche un po' per il bambino, ecco. Infatti Melissa, che è la sorella, insomma, di Miriam, ha proprio questo ruolo, cioè nel senso cerca in qualche modo di non far sembrare sempre lei perfetta, ma cercare, insomma, di smollarsi un pochettino e insomma, di fare le cose, cioè cerca sempre di metterla sulla retta via, ecco, diciamo, questo è, ed è innamoratissima di suo nipote, ovviamente. La famiglia è cambiata tanto in questi anni, ormai veramente come nel film avere genitori separati è quasi la normalità, cioè, e avere genitori che stanno insieme è quasi un'eccezione, perché poi ci sono anche dei vantaggi pratici, tutto sommato, nell'avere dei genitori separati, almeno agli occhi di un bimbo, no? Doppia paghetta, la doppia stanzetta dalla mamma e dal papà, doppi regali, anche se in realtà lui mette in piedi questo piano, cioè prova a farci separare perché non vuole che noi ci trasferiamo in campagna, in quanto perderebbe tutti i suoi amici, il suo ambiente, insomma, la scuola che frequenta. Però è chiaro che oggi la famiglia è tanto cambiata. Si è cambiata sotto tanti punti di vista, ma lui poi davvero non vuole dei genitori separati, anche se i suoi amici normalizzano questa cosa e gliela raccontano in tutti gli aspetti. Lui vorrebbe che la sua vita non cambiasse, quindi è un po' più egoistica la questione, e se la strategia è assomigliare agli altri bambini con una condizione di genitori separati, e allora sa come affrontarla, perché glielo raccontano gli altri. Diciamo che il film non prende una posizione netta, anche se poi il lieto fine chiaramente coincide con la famiglia che ritorna insieme, però questa è una famiglia dove due genitori fondamentalmente si amano, si vogliono bene, perché appunto altri compagni di classe del protagonista invece stanno benissimo pur avendo genitori separati. Io credo che quello che realmente è da evitare sono quelle coppie in cui si rimane insieme per forza. Lì poi insomma si respira tanta infelicità in certi nuclei familiari, allora quella cosa lì è da evitare. Poi oggi si può stare benissimo separati, anche con famiglie allargate, possono essere molto felici, insomma siamo già oltre i Cesaroni oggi, cioè nel senso che oggi veramente oltre la famiglia del Mulino Bianco, sì, ecco. sì, insomma ne esistono di ogni tipo. Secondo me si può essere felici in ogni situazione, purché appunto si respiri serenità e si facciano le cose, diciamo, in maniera civile. Dico un'ovvietà, ma forse, insomma, considerato, dando uno sguardo in giro, poi sembra ovvio, ma non è facile evidentemente da realizzare. No, Ma però è vero quello che dice lui, no? loro. Una volta si combatteva per la famiglia unita a tutti i costi, ma poi potevi crescere nel non amore. Il non amore ha assolutamente delle forti conseguenze poi verso i figli. Infatti
credo che ci sia più consapevolezza oggi di questo, Sì, come sì, diceva poi Gianluca, no? si crea un ambiente malsano, diciamo, cioè nel senso almeno chi vive una situazione in cui i genitori li vede sempre litigare, sempre, cioè vive appunto una condizione non proprio di benessere, ecco, e cresce forse in un ambiente non propriamente sano. Beh, io di solito quando lavoro con i bambini mi rapporto a loro come se fossero dei colleghi, anche perché i bimbi che vogliono fare gli attori sono molto seri, più seri di noi, e sì, quasi ti guardano con uno sguardo di rimprovero se cazzeggi sul set, che li distrai. E quindi, insomma, e poi ti fai... Questo è un film tra l'altro pieno di bimbi, ci sono tanti bimbi ed era molto bello vedere il rapporto che si creava tra loro, questo sentirsi un po' speciali, questo fare squadra, e ti dava tanta energia, tanta allegria. Loro erano una classe di questa scuola anche durante la nostra ora di pausa, perché i bimbi sono bimbi. Erano tutti molto seri, devo dire, però con i bambini troppo. Però devo dire che quasi con i bambini antipatici. c'è quasi sempre una briciola, un margine di improvvisazione che con i due bambini perno, diciamo, protagonisti non è mai successo. Però è basato sulla reattività, perché potrebbero cambiare le cose, no? E secondo me è divertente. Sì, poi i bambini hanno sta cosa che sembrano sempre più bravi di te. Sempre. Che ti fa un po' incazzare, perché non sanno cosa dicono in realtà, ma Però la dicono in un bene. modo che funziona e quindi credono di essere dei talenti, ma in realtà non lo sono, poi se ne accorgeranno più avanti. Ma loro credono comunque di più a quello che vivono perché sono abituati a giocare con la recitazione. Certo. C'è anche il gioco che fanno a casa, Facciamo finta che io ero tua mamma, e poi recitano fondamentalmente, quindi fanno proprio un esercizio di recitazione, per cui ci credono di più perché sono più abituati, hanno meno filtri, hanno meno sovrastrutture e tendono anche a credere molto a quel rapporto che si viene a creare anche un po' al di fuori del set. Poi finisce magari il film, il bambino si dispiace e saluta Valentina proprio come se fosse veramente la zia, cioè si crea questa situazione. Giampaolo no, perché li ha trattati male, Non prova nulla. Per me non lui provava nulla. lui viene salutato come un collega e non come un papà, invece lei viene salutata come la zia e lei come la zia di secondo grado. Lei mi dice, oh, magari ci si ribecca su un altro lavoro, così mi hanno salutato. No, io mi volevo ricollegare un po' al discorso di Gianluca, perché per me invece è stato proprio fondamentale relazionarmi con i bambini, perché ricordo che quando andavo alla scuola di recitazione dicevano sempre di ricollegarsi al io bambino, no? Quindi cercavo sempre un po' questa cosa, in loro l'ho trovata tantissimo, perché in loro mi rispecchiavo tanto, soprattutto anche nei momenti poi al di fuori del set, nel senso al di fuori del Chuck. Mi ritrovavo proprio con loro e questa cosa appunto mi ha fatto benissimo anche a livello proprio pratico poi nella vita di set, ecco. Poi portano comunque sempre dei momenti anche emozionanti, perché per loro è più emozionante quello che vivono. Nel film c'è la scena di un bacio tra due bambini, insomma quello per la bambina, che è la nostra attrice protagonista, è stato comunque la prima volta che ha dato in assoluto un bacio sulle labbra a un bambino, quindi è stato per lei un momento di passaggio molto importante che ha generato anche un attimo di crisi sul set quella mattina, perché poi tutti gli altri bambini la fomentavano, quindi ma poi lo devi baciare sul serio, ma guarda così, che lei poi non vedeva l'ora di togliersi questo dente, però ecco quella emozione lì poi viene restituita anche nel film e quindi quel bacio, pur essendo una cosa oggettivamente in sé molto casta, però veramente porta un'emozione che poi spero insomma si veda. Cioè lo stupore era bellissimo. Grandi crisi di riso, voglio dire. E la crisi di riso quando inizia non finisce più, te lo dico, Sì, outing. ci sono stati dei momenti difficili, Gianluca non se ne accorgeva, No. alle sue spalle,
E beh, sì, insomma, terzo film insieme, vero? Terzo film più uno spettacolo. Più uno spettacolo a teatro, sì. E, beh, è bello lavorare con, no? Quando c'è alchimia, quando ti conosci, quando sai che stai bene, che c'è uno scambio vero. Marito e moglie, sì, prima volta marito e moglie. Fidanzati, siamo stati fidanzati a teatro. A teatro. Fidanzati a teatro. Parenti al cinema, sì, acquisiti, sì, beh, che dire. Siamo stati talmente Siamo bene che stati io ho bene. avuto delle crisi di riso in più occasioni. Che domandone, ma questa è Dobbiamo grossa. dirlo adesso qui? Ma con quale coraggio diamo la risposta? Beh, la base, come dicevamo prima, è l'amore, l'amore, il rispetto anche in caso di separazione, ecco, per rimanere in tema, quello che dicevamo prima, cioè anche lasciarsi eventualmente richiede tanta pazienza e tanto amore, anche se poi è difficile metterlo in pratica. Perché rientra sempre nel concetto fondamentale che è l'onestà all'interno di una relazione, anche nel lasciarsi. E poi nell'essere una squadra, perché la vita è tosta. E poi divertirsi, fondamentale, perché tocca sdrammatizzare di fronte a questa vita tosta. Insomma. Sì, anche diciamo mostrare con i fatti le cose, perché almeno insomma, io sono padre e ho capito negli anni che spesso più delle parole conta mostrare con i fatti quello che tu vuoi trasmettere, cioè tu puoi dire tutte le parole del mondo a un figlio, però se quello poi vede che tu nei fatti certo. non sei felice, non sei credibile, non sei credibile, ecco. E quindi è un po' come nei film, cioè, al di là dei dialoghi, poi i personaggi fanno delle cose e attraverso le loro azioni si definiscono. E così anche noi, le famiglie. Quindi, insomma, tanti bei discorsi a volte non bastano. Certo. Bisogna mostrare ai figli come essere felici, possibilmente senza fare del male agli altri. Che poi molti certo. dicono, no, adesso per farmi felice Certo. io calpesto tutti. No, sì. quindi esiste una via, insomma, per trasmettere questa capacità di essere felici. Diciamo che io parto da lì, parto dai miei studi di recitazione e poi ho aperto insomma, i miei canali social, ho iniziato a condividere i miei primi video, poi c'è stato tutto un percorso, sono cresciuta, ma avevo sempre il pallino di voler fare comunque qualcosa al cinema oltre che in televisione, quindi diciamo è stata un'esperienza stupenda. Io ringrazio Gianluca, ringrazio tutti gli attori che hanno fatto parte insomma, del film, che sono stati carinissimi con me. Io lo dico dal primo giorno. Cioè ti abbiamo quindi... trattata proprio sì, no, come se fossi un essere umano, diciamo tipo noi, no? Però non è scontato, no. non è scontato, Posso assolutamente. dire, io posso spendere una parola perché Valentina viene da un mondo che io conosco bene perché ho praticato anch'io a lungo la televisione, diciamo la comicità anche intesa come varietà televisivo. E spesso venendo da quel mondo ci si porta dietro anche quell'attitudine un po' all'overacting, anche un po' alla farsa. Invece lei è stata bravissima perché è arrivata, a parte con una professionalità, con un impegno e un rigore che non sono affatto scontati, e poi è arrivata, diciamo, con una sobrietà cinematografica che l'ha fatta diventare immediatamente diciamo un'attrice di cinema, cioè è Anche riuscita perché a passare da... In quel periodo stavo facendo entrambe le cose, stavo tipo, diciamo, avevo paura, insomma, avevo tantissima paura perché ovviamente facendo sia la televisione che il cinema, uno a Milano, uno a Roma, Era un attimo sbagliarsi. Esatto, ti ritrovi un attimo che dici oddio ma se non sono abbastanza preparata con le battute, oddio ma se arrivo là e ci mettono più tempo con me, invece poi è stato, cioè veramente con loro mi sono trovata da Dio. No, hai fatto veramente un ottimo lavoro, non si direbbe mai che
che per te era la prima esperienza, insomma. Grazie. Perché... a me piace questo mix, io cerco, insomma, nei miei film di metterci sempre un po' tutti e due gli ingredienti, perché sono quelli che preferisco anche come spettatore. È un cinema certamente, se vogliamo, consolatorio, di quelli, no, un po' che fanno bene al cuore, però insomma, per me è una nobile missione anche portare questo tipo di leggerezza e anche un po' di buoni sentimenti. Credo che forse proprio in un mondo dove un po' il cinismo a volte prende il sopravvento, c'è bisogno anche di ribadire, a costo di essere vagamente retorici, ma c'è bisogno di ribadire anche, insomma, che tutto sommato esiste anche la via del buon sentimento. L'11 settembre. L'11 settembre, Li sì. aspettiamo al cinema tutti, eh?